L'incidente è accaduto in via Trento alle 11:30. Un operaio cinquantenne di Marcon, dopo aver potato alcune piante di un'abitazione privata da sopra un cestello azionato da un braccio meccanico, si è ferito gravemente mentre doveva scendere a terra. Nell'operazione di discesa qualcosa è andato storto perché il cestello elevatore che lo trasportava è impattato violentemente a terra. Un colpo talmente violento da spezzare in due il braccio di 8 centimetri che sostiene il cesto. La gru di sostegno non si è fermata e l'uomo è rimasto schiacciato dentro al cestello. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare un lato di lamiera per farlo uscire. L'uomo è stato soccorso da medico e infermieri del SUAME 118 e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Venezia e Treviso e i carabinieri di Mogliano. Per gli accertamenti del caso sono giunti gli ispettori del nucleo Spisal di Treviso, titolari dell'indagine. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro per permettere alla procura di indagare su quanto accaduto.